La speranza è una virtù legale, per la quale noi desideriamo e speriamo di ricevere da Dio la vita eterna. Abbiamo fiducia nelle promesse di Cristo, che ci ha detto che siamo figli di Dio ed eredi del regno dei cieli. Per raggiungere la vita eterna dobbiamo amare a Dio e fare la sua volontà, non appoggiandoci sulle nostre forze, ma sull'aiuto della sua grazia. Dio ha posto nel cuore di ogni uomo l'aspirazione alla felicità. Tutti gli uomini vogliono essere felici e agiscono sempre cercando la felicità. L'uomo nel corso della sua vita può avere tante speranze, alcune più grandi, altre più piccole. Ad esempio, ad avere questo lavoro, ad avere una macchina, a viaggiare in qualche parte. E a volte può sembrare che queste speranze soddisfano totalmente e che non ci sia bisogno di altro. Ma queste speranze, una volta realizzate, appare con chiarezza che in realtà non erano il tutto. È evidente che l'uomo ha bisogno di una speranza che vada oltre, che può soddisfarlo solo qualcosa di infinito, qualcosa che sarà sempre di più di ciò che possa mai raggiungere da solo. Questa grande speranza può essere solo in Dio ed è la vita eterna. Nell'atto di sperare ci sono due parti. La prima è avere un grande desiderio per un bene futuro imminente, cioè si vuole raggiungere un bene che ancora non è presente ma che è vicino, ed è il cielo. E la seconda parte è che dobbiamo elevare l'animo per guardare frequentemente lì dove ci trova questo bene. No? È per questo motivo che noi dobbiamo pregare sempre senza stancarci. Che cosa produce in noi questa virtù? La virtù della speranza purifica le attività degli uomini e li ordina verso il regno dei cieli. Anche salvaguarda dallo scoraggiamento e ci sostiene in tutti i momenti di abbandono. E finalmente ci preserva dall'egoismo e conduce alla gioia della carità. Tutti i cristiani dobbiamo sperare di perseverare sino alla fine e ottenere la gioia del cielo, che è la ricompensa eterna di Dio per le buone opere che abbiamo compiuto con la sua grazia. La speranza è una grazia da chiedere, quindi le chiediamo alla Madonna la grazia di essere uomini e donne di speranza. Sia lodato Gesù Cristo.